Tragedia sfiorata questa mattina in un centro per disabili a Zero Branco. Un giovane affetto da autismo ha accoltellato una psicologa, è rimasta seriamente ferita. La condotta del giovane è al vaglio dell'autorità giudiziaria. Attimi di paura a Este questa mattina, dove un uomo ha minacciato i dipendenti dei servizi sociali con un'ascia. Bloccato dalla polizia locale e dai carabinieri, è stato ricoverato in ospedale. Giovane consigliera comunale di Susegana scampata uno stupro mentre era in vacanza a Malta. Ha denunciato l'aggressore e ora le autorità della Valletta lo stanno cercando. Pauroso incendio nella notte a Ponzano Veneto, azienda chimica distrutta dalle fiamme, nuvola visibile a chilometri di distanza. ARPA rassicura i cittadini, non c'è allarme ambientale. Il governo vuole togliere lo stato di protezione ai migranti in arrivo. I sindaci italiani si dividono e i cittadini sono contrari alla misura. Campo Sant'Angelo, gremito per la manifestazione dei 50 anni dalla legge speciale per Venezia. Decine le associazioni arrivate da tutto il territorio comunale per chiedere che sia rifinanziata. Turista d'eccezione ad Arquà Petrarca, il cantante Cesare Cremonini ha raccontato sui social la sua visita nel piccolo borgo padovano, incantato, dice, dalla sua bellezza. Buonasera, eccoci in diretta, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Come ogni lunedì, prima di iniziare con i nostri servizi di questa sera, vi sottopongo il sondaggio legato alla nostra trasmissione di prima serata Ring. Allora vi chiediamo: scuola, niente voti per togliere l'ansia, cosa ne pensate? È giusto? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no come sempre 0422 1626 690, e l'esito, la vostra opinione, quello che sarà il risultato questa sera in prima serata dalle 21:15 su Ring. Ora andiamo alla cronaca con la tragedia sfiorata questa mattina a Zero Branco. Siamo nel Trevigiano. Un giovane autistico, mentre stava tagliando delle patate, ha accoltellato una psicologa veneziana 32enne. La donna portata in ospedale non sarebbe però in pericolo di vita, una quarantina di giorni la prognosi. Il 29enne è stato denunciato con l'accusa di lesioni personali aggravate. La sua posizione al momento al vaglio dell'autorità giudiziaria. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a una nuova valutazione psichiatrica. Questo giovane uomo è scattato, stiamo cercando di capire. Ci ha detto adesso, mi ha chiesto di tagliare le patate piccole, probabilmente primavera, un rumore forte, e ha colpito la psicologa, coordinatrice, solo che nel farlo aveva un coltello in mano e quindi l'ha ferita in maniera importante. Un fendente all'addome, la psicologa si è accasciata a terra ma è rimasta sempre cosciente. È accaduto nel centro Terra Libera Tutti, che accoglie ragazzi fragili con disabilità psichiche. Tutto è accaduto in un attimo, poi l'allarme lanciato dagli operatori e l'arrivo dell'elisoccorso, dell'ambulanza e dei carabinieri. La donna è stata portata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzo è rimasto nella struttura fino all'arrivo del padre. Nella sua storia clinica ha degli episodi di aggressività, ma sempre molto ben verbalizzati. Significa che non ha un'escalation improvvisa, ma un'escalation rituale. Il giovane è ospite in una struttura nel veneziano della stessa associazione ed era venuto a Zero Branco per seguire una delle attività organizzate dal centro. Da circa 2 anni, avendo acquisito delle buone capacità soprattutto in cucina, hanno spiegato, si iniziava scegliendo un menù, poi si andava con gli operatori a fare la spesa, quindi si cucinava e si mangiava tutti insieme. Attività che ha sempre funzionato molto bene, che dà libertà. È chiaro che in qualunque processo educativo, e anche ovviamente quello con persone con fragilità e disabilità, dove c'è libertà c'è anche rischio. Noi cerchiamo di contenerlo, di guardarlo, di osservarlo, di conviverci, e oggi non siamo riusciti. Ora si deve pensare al futuro e come affrontare questa situazione che ha scosso tutti. Nel pomeriggio gli operatori si sono riuniti. L'idea comunque di base è che questa settimana ovviamente le persone che possono rientrare in casa, che possono trovare comunque un contesto stabile, sereno, rientrano in casa. Ovviamente persone che vivono con noi, che non hanno famiglia o non c'è la possibilità che rientrino in casa per svariati motivi, dovranno necessariamente stare con noi e ci organizzeremo in maniera tale
per vivere questo momento. Cioè, questo momento va vissuto, non possiamo superarlo, va vissuto, va capito, va elaborato. Sul posto i carabinieri hanno ascoltato operatori e hanno raccolto le testimonianze. E attimi di paura si sono vissuti anche a Este stamattina, dove un uomo ha minacciato i dipendenti dei servizi sociali con un'ascia. All'appuntamento con l'assistente sociale si è presentato armato di asce in forte stato di agitazione, inveendo contro gli operatori. Attimi di paura questa mattina a Este. Davanti alla sede dei servizi sociali un uomo di 67 anni, brandendo un'arma, ha cominciato a minacciare gli assistenti. L'anziano, residente a Este, è da tempo seguito per alcuni problemi di fragilità psicologica. I dipendenti comunali, vedendo che aveva un'ascia, hanno bloccato le porte impedendo l'ingresso e hanno allertato la polizia locale e i carabinieri. Testimone oculare di quei momenti concitati il sindaco di Este, che stava arrivando in municipio. Non è un delinquente, non è un malfattore, si tratta di una persona che insomma, per questioni mediche vive con frequenza alcuni stati di alterazione molto forti. Questa mattina lo stato di alterazione era particolarmente grave, insomma, però insomma, ecco, più che un pericolo reale o un panico vero, insomma, è stata una situazione insomma, assolutamente ben gestita dalla nostra polizia locale e dall'Arma dei Carabinieri. Quando i carabinieri sono arrivati hanno visto l'uomo in stato confusionale, molto agitato. Insieme agli agenti della polizia locale lo hanno bloccato e gli hanno tolto l'ascia, poi lo hanno calmato. Volontariamente insomma, è salito sull'ambulanza, adesso è ricoverato, insomma, e poi quello che verrà fatto insomma, naturalmente in accordo con l'USL insomma, verrà deciso in giornata, insomma, però è un soggetto già seguito. Ora il 67enne è ricoverato all'ospedale di Schiavonia per accertamenti. Questa mattina pretendeva del denaro dagli assistenti sociali, ora si sta valutando un nuovo percorso di aiuto. E ora il caso di una giovane consigliera comunale di Susegana scampata a uno stupro mentre era in vacanza a Malta. Non appena ho aperto la porta, questa persona qui mi ha buttata nel mio letto, salita sopra, ha iniziato a toccarmi, mi ha tappato, proprio ha preso la sua mano, mi ha tappato perché io chiaramente ho iniziato a urlare e niente, per fortuna la porta era aperta e sì, niente, il portiere di notte mi ha salvata. Sono istanti drammatici quelli vissuti da Lara Ali Shahin, 32enne insegnante al liceo Marconi di Conegliano e consigliera comunale a Susegana. Dall'aeroporto di Malta, poco prima di imbarcarsi per far rientro in Italia, racconta di essere scampata sabato notte a una violenza sessuale in albergo alla Valletta, dove la sera del suo arrivo è stata seguita da un 35enne che insieme ad altri giovani aveva incontrato in un pub. Non c'è stato modo di dissuaderlo, spiega. E lì chiaramente io ero presa dal panico e ho avuto difficoltà anche a reagire, mi sono proprio resa conto che non ho saputo come difendermi, ecco, e sicuramente dovrò frequentare un corso di autodifesa, ecco, perché è stato veramente forte quello che sì, mi è successo. L'uomo è stato messo in fuga, ma le telecamere di videosorveglianza di pub e albergo l'hanno ripreso. Lì per lì Lara ha esitato a sporgere denuncia per tutte le conseguenze a cui sarebbe andata incontro, poi ha deciso di procedere. Ci ho pensato un po', mi sono presa il mio tempo, poi ho detto no, devo andare ed ho denunciato la domenica. Questa esperienza qua sicuramente mi aiuterà anche a dar meno confidenza, ecco, e ad essere un po' più prevenuta sugli incontri della nostra vita, ecco. Pauroso incendio intanto nella notte a Ponzano Veneto, azienda chimica distrutta dalle fiamme, ma l'ARPAV rassicura i cittadini, non c'è allarme ambientale. Paura nella notte in via della Libertà a Ponzano, dove un'azienda che produce e vende prodotti chimici è stata distrutta in un incendio. A dare l'allarme gli automobilisti che percorrevano la statale poco distante, che avevano notato la grande nuvola di fumo che si era creata. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco da Treviso e Montebelluna. Nessun ferito, l'incendio si è esteso per circa 400 metri quadri, sul posto anche i carabinieri e l'ARPAV.
A mezzanotte i vigili del fuoco mi hanno chiamato, anche i carabinieri della stazione di Montebelluna, e sono accorso qui in questa azienda che porta lavorazioni in cui sono presenti i solventi, inspiegabilmente ha preso fuoco. I pompieri sono arrivati da Treviso, Montebelluna e con i volontari di Asolo, con 3 autopompe, 3 autobotti, il carro aria e 18 operatori. Le squadre sono riuscite a contenere le fiamme, evitando il coinvolgimento dei 2 capannoni limitrofi, divisi solo dai muri di contenimento. Il personale dell'ARPAV ha eseguito numerosi monitoraggi ambientali, poi la nube si è dissolta col vento. La paura poi di non sapere esattamente quanti litri di solvente fossero presenti era palpabile, insomma la situazione, la stessa ARPAV che era presente con 2 unità più volte ha fatto misurazioni in tutte le aree perché in quei momenti l'aria insomma si sentiva che pizzicava. Per fortuna non è stato necessario alcun provvedimento ambientale da parte del sindaco. Mi ha chiamato anche l'assessore Bottacin della Regione Veneto della Protezione Civile e Ambiente, rassicurandomi in quanto aveva chiesto e ottenuto i dati da ARPAV che insomma non erano così preoccupanti e che le sostanze veramente nocive erano presenti in quantità minima. Una volta spento l'incendio sono iniziate le operazioni di bonifica e di controllo delle strutture. Il titolare è rimasto tutta la notte andandosene solo al mattino. Era molto abbattuto perché ha perso tutto, ha perso l'impresa, ha perso i contatti, ha perso il suo futuro. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici e dei vigili del fuoco. Spiace chiaramente per il proprietario dell'azienda che ha perso tutto, ma la qualità dell'aria insomma è buona e ciò che è accaduto ormai è passato. La volontà espressa dal governo di cancellare la protezione speciale per i migranti in arrivo divide la politica. Sentiamo cosa ne pensano i padovani. Il governo italiano vuole decidere di revocare lo stato di protezione ai migranti in arrivo, ma in tanti paesi europei c'è ancora. Secondo lei è giusto o no? È sbagliatissimo, non è che io sono diversa da un migrante, anzi sono solo più fortunata, non capisco tutto questo accanirsi contro gente che è molto molto più sfortunata di noi. L'emergenza c'è, quello è sicuro, soprattutto giù Pantelleria o altro, sicuramente la hanno, Sicilia, tutte le isolette di fronte all'Africa, là l'emergenza sicuramente c'è. Io sono contrario a questo provvedimento, tranquillamente. C'è tanta gente ormai integrata qua e quindi lasciamoli lavorare in pace a questi benedetti immigrati. Penso che sarebbe corretto accettarli come fanno gli altri stati. Per me fanno bene, cioè bisogna farli arrivare perché sennò dove vanno questi poveri? Quindi secondo lei andrebbe mantenuto lo stato di protezione? Sì, senz'altro. Sono persone in primis, quindi rispettando la dignità di una persona a quantomeno avere un'accoglienza dignitosa. E detto questo, chiaramente è necessario uno sforzo politico che vada oltre i confini nazionali, quindi coinvolga gli altri paesi dell'Unione Europea, in quanto l'Italia è membro dell'Unione Europea. Io non sono d'accordo. Quindi secondo lei è giusto mantenere lo stato di protezione come fanno tanti altri paesi europei? Esattamente così. I sindaci però dicono siamo in emergenza, non riusciamo ad accogliere. Devono organizzarsi, tutto lì. Si tratta sempre di organizzare le cose. Ora ci fermiamo per un rapido break, a tra poco. Eccoci in diretta, ben ritrovati, andiamo a Venezia, Campo Sant'Angelo gremito per la manifestazione dei 50 anni dalla legge speciale. Da Mestre a Marghera, da Favaro a Lido sono arrivati da tutto il comune a manifestare in Campo Sant'Angelo perché la legge speciale per Venezia, promulgata esattamente 50 anni fa, sia rifinanziata e soprattutto i fondi siano spesi per risolvere i tanti problemi che ci sono in laguna in terraferma. Ognuna di queste cose è scritta in una selva di cartelli variopinti, con grande fantasia, ma dicono tutti la stessa cosa. Le risorse in questa città ci sono e devono essere però impiegate secondo le priorità dei cittadini veneziani. Venezia solamente di IVA raccoglie 1 miliardo l'anno. Se fosse possibile trattenere almeno parte di questa raccolta fiscale, noi non dovremmo stare lì sempre a chiedere l'elemosina a Roma. La legge speciale per Venezia fu promulgata nel 1973 per la salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica della città. Se questi sono i risultati, dicono in diversi, evidentemente c'è bisogno di un suo aggiornamento. Tornare allo spirito originario di quella legge che coniugava la urbs, i muri, le fondamenta, le rive
con la Civitas, con i cittadini che oggi hanno affollato questo campo e che sono la parte più importante della rinascita della città. Sotto l'organizzazione del neonato Coordinamento 16 Aprile sono state decine le associazioni che da ogni angolo del comune hanno aderito alla manifestazione. Fra le tante cose mancate della legge speciale della salvaguardia socio-economica, che è la cosa più grave che è mancata in questi 50 anni, c'è quella delle attività e delle iniziative a favore della residenza e del lavoro a Venezia. E l'Arsenale è la dimostrazione di una straordinaria occasione mancata per la rivitalizzazione di Castello, dei mestieri e del lavoro compatibile sulla città che si poteva fare e che si deve fare in questa sede. È importantissimo ricordare come il Parco di San Giuliano sia stato realizzato con i soldi della legge speciale. Oggi si sta tornando indietro, l'amministrazione Brugnaro è fortemente determinata a portare un centro intermodale di trasporto e un hub di trasporto passeggeri e merci. Ma in campo non ci sono solo le associazioni, ci sono tanti cittadini e cittadine di tutte le età. Vittorio, ad esempio, è stato tra i giovani volontari che si sono rimboccati le maniche per aiutare durante l'Acqua Granda del 19. E devo ammettere che a vedere questa manifestazione mi si è riempito il cuore di gioia e di speranza, perché vedo una comunità veneziana unita e pronta ad affrontare questi problemi insieme. Da Venezia ad Arquà Petrarca con un turista d'eccezione. Dai colli bolognesi ai colli ugani, anche senza la 50 special, ma alla scoperta dei borghi più belli, Cesare Cremonini ha visitato Arquà Petrarca nel fine settimana pubblicando scatti suggestivi e commenti molto positivi del piccolo comune padovano. Il cantante ha visitato la casa del Petrarca e assaggiato le specialità venete nelle trattorie locali. Sono rimasto incantato dalla bellezza del borgo, dalla gentilezza delle persone che lo abitano e sorridono nelle innumerevoli enoteche e nell'aver ritrovato le parole del più grande poeta d'amore italiano di ogni tempo, ha scritto Cremonini su Instagram, lodando anche le specialità culinarie assaggiate in una tappa trevigiana pedeguarda della sua gita veneta. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito. Ora le previsioni del tempo per domani, a seguire l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. La pressione aumenta temporaneamente sul nostro territorio, pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il dettaglio di martedì 18 aprile. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o poco nuvoloso. Ci sarà qualche addensamento in corrispondenza dei rilievi, ma del tutto innocuo. Temperature con contenute variazioni di carattere locale, minime tra 6 e 10 gradi, massime tra i 18 e i 21 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole con qualche annuvolamento, ma insomma senza ulteriori conseguenze. Soffierà bora moderata sulla costa. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, massime sui 18-21 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato in prevalenza con più nubi nelle ore pomeridiane. Temperature minime intorno ai 6-7 gradi, massime sui 20 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano.